Ci troviamo nella vallata di Isoricedus. Qua abbiamo il nuraghe Murtinedu de Sudumbu, sopra quella cresta rocciosa. Qua il nuraghe Isoricedus 1, in quella collina il nuraghe Isoricedus 3 e in quell'altra il nuraghe Isoricedus 2, con il famoso crollo che stiamo andando a documentare. Passando da sotto si vede proprio come i nuraghi siano messi tutti intorno a questa sorta di vallata. Quello è il nuraghe invece Sarkude Sa Spina, la collina che si vede là. Ok, siamo saliti lungo la strada che, passando dal basso, risale verso il nuraghe, e questo è il nuraghe Isoricedus 2. Adesso sul lato che dà a sud-est c'è questo importante crollo avvenuto qualche anno fa in occasione di un violento nubifragio, e documenteremo in maniera più approfondita rispetto al video che avevo fatto anni fa qual è proprio la situazione, anche insomma se ci sono stati ulteriori spostamenti, frane eccetera eccetera. Vediamo, già qua si vede questo masso che era caduto anni fa. No, è crollata altra roba, non era così. Era questo masso. Che dimensioni allucinanti questa cosa. Ma stai scherzando? Aspetta che ti metto come paragone visivo. Far capire la dimensione di questa cosa. Ecco, io sinceramente in una collina di granito non so come questo sia possibile. È come se fosse stata risucchiata dal basso la materia. Quindi un crollo sotterraneo. Bene, allora abbiamo raggiunto il sito del crollo del nuraghe Isoricedus 2 e come potete vedere lì in alto è proprio la muratura del nuraghe. In questa zona invece è presente la roccia viva su cui appoggiava il monumento, appoggia tuttora, che però su questo lato è proprio venuta a meno. Qua potete vedere le dimensioni dei massi che sono caduti, che sono di dimensioni eccezionali. E non solo, il problema è che tutto questo materiale che prima era in sede non si capisce dove sia finito. Sarebbe dovuto crollare in questo caso sulla strada, non sprofondare nel punto in cui praticamente manca. E allora la domanda è: dove è finito tutto questo materiale? Se ponendosi sopra il nuraghe Isoricedus 3 si controlla Google Maps o tramite programmi come Wikimapia, Google Earth, Google Maps si controlla dal computer dove è posizionato questo nuraghe, il nuraghe è posizionato esattamente sopra la galleria del raccordo autostradale che porta dalla 554 alla Nuova Orientale Sarda. Quindi praticamente questo materiale di crollo potrebbe essere finito al di sopra del tunnel della galleria che da qui, da Quartu Sant'Elena, porta a Villa Simius, Castiadas eccetera eccetera. Quindi bisognerebbe controllare, fare dei controlli da parte di esperti, geologi, tecnici, architetti, eccetera, eccetera, se la galleria è stata in qualche modo compromessa da questo materiale che è venuto giù, ma soprattutto se ulteriori e abbondanti piogge di questi anni possono aver creato dei danni strutturali, perché praticamente è venuto a crearsi questo imbuto in cui l'acqua si incanala dalla strada stessa e ovviamente va al di sotto, sottoterra, e andrà sicuramente al di sopra della galleria. Questo è tutto, io sono Alessandro Azzeni e spero che il video sia stato utile, vi abbia informato e in qualche modo anche mosso all'azione. Un caro saluto, a presto, ciao!